Quinta corsa, il premio Orazio Rosso, sono in 10 cavalli di 2 anni, non vincitori di 1000 euro in carriera. L'1 Cracopi Lorenzo Baldi, 2 Commander Crow Andrea Vitagliano, 3 Cazzaniga Light Maurizio Visco, 4 Cristal da Colle Edoardo Baldi, 5 Ciruli dei Greppi Maurizio Cheli, 6 Ciuara Spritz Francesco Pettinari, 7 Corral dei Greppi Enrico Montagna, 8 Crinto Light Aniello Vitagliano, 9 Crystal Sky Sandro Miraglia, 10 Candelario Andrea Bigliardi. Evento completato, problemi per Crystal Sky, problemi per Ciuara Spritz, sbaglia anche Cristal da Coll. Si parte con Crack OP e Ciruli dei Greppi in lotta, con Ciruli che insiste all'attacco di Crack OP, il quale vuole difendere testa e corda. Crack OP che rientra a Ciruli dei Greppi. Va al comando al termine della prima curva, Ciruli che ripiega in seconda posizione Numero 6, avanti Ciuara a Spritz, Cazzaniga Light. squalificato. Poi in quarta posizione Commander Crow, ancora Corral dei Greppi con a destra Candelario, il quale prova a risalire 15 per i primi 200 metri da parte di Cracopi che completa i 400 in 30 e mezzo. Cracopi battistrada è favorito nei confronti di Ciruli dei Greppi. Poi sempre Cazzaniga Light, risale all'esterno Candelario che è ora a lato di Commander Crow, poi ancora Corral dei Greppi. Quindi alla retroguardia il gruppetto Crinto Light. Davanti alle tribune Commander Crow che ha qualche problemino in quarta posizione, prova a tenerlo lì Andrea Vitagliano. Intanto Cracopi ha passato gli 800 in 1, 2 e 2, in vantaggio Cracopi nei confronti di Ciruli dei Greppi, mentre sbaglia Cazzaniga Light, lasciando così in netta terza posizione 3 Candelario. Cazzaniga Poi lungo la corda Light, squalificato. Commander Crow a precedere sempre Corral dei Greppi con a destra Crinto Light, mentre recupera dopo errore iniziale Crystal Sky. Il chilometro in 1.17.8 allunga Cracopi che prova ad andare in fuga da Ciruli dei Greppi e Candelario che sono sempre in dibattito aperto per la seconda moneta. Cracopi che è in vantaggio ed è scappato nei confronti di Candelario che prova ad inseguirlo, ha tirato il freno a mano invece Ciruli dei Greppi, riavvicinata da Commander Crow, in vantaggio Cracopi che fa l'ultima curva in 15 e mezzo, viene in retta arrivo isolato in vantaggio. A 150 metri dalla conclusione Cracopi che è stato padrone della situazione sin dal via. Cracopi che vince netto nei confronti di Candelario, mentre per il terzo Ciruli dei Greppi tiene a bada Commander Crow. 1.17.3, 2.4 circa il totale, 31.3 gli ultimi 400 metri il successo di Cracopi Lorenzo Baldi, allenatore e guidatore per i colori della signora Olga Torres e Speranza. Il terzo successo in giornata per Lorenzo Baldi che porta al successo Cracopi, un figlio di McGrace SM. La quota di 4 quinti circa a quota fissa, il netto successo nelle immagini per Cracopi triplo di Lorenzo Baldi da allenatore e guidatore che è anche unplane, avendo 2 corse gentleman come driver oggi unplane di Lorenzo Baldi.